Amici bellini. Allora, sul menù di oggi la conferenza, perché è la cosa che è più importante per quanto mi riguarda, ma ovviamente ci sono altre notizie. C'è stato un po' di parola che non dico nei primi secondi di video e dopo la dico dopo, da parte di Zazzaroni, e poi la questione di Decibel Bellini, Jolier, la dobbiamo toccare. Era un non argomento, ma lo è diventato. Cominciamo. Allora, buongiorno, mi sono svegliato con questa sorta, no, la devo dire ancora più, devo superare il minuto e mezzo per dire quella parola, se no va a finire che la cosa è flaggata. Roosevelt Rooster, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ieri mi sono allargato e vi chiedo perdono, o meglio, guardatevi i video che riuscite a guardarvi, io cerco di non assillarvi, ecco perché ho spostato il pronostico simulazione sul canale gaming Fluidzot, che potete andare a seguire. Mi fate un grande piacere se seguite dall'altra parte quello che riguarda il gioco. Voi potete lasciare il like, gli hype e tutte le cose belline per la conferenza, per la questione Oilund, dove hanno fatto una sorta di terrorismo psicologico. Io voglio stare tranquillo, non posso sentirmi dire cose che arrivano da Zazzaroni che però non vengono confermate da Fabrizio Romano, poi qualcuno le riporta, insomma adesso ne parliamo. Il tempo che facciamo la conferenza e facciamo un controllo, perché qua stiamo controllando gli aeroplani, ma andiamo con calma. Allora, partendo dalla questione Champions, ovviamente, no? Doveva arrivare la domanda sulla Champions, mischiata a come si gestisce, no? Però c'è il Cagliari, come si gestisce il doppio impegno, e Conte dice: siamo contenti, insomma, di esserci, dobbiamo affrontarla con voglia, con umiltà. Umiltà lo dice un paio di volte, imparare dai maestri, quelli che l'hanno vinta la Champions, ma adesso il focus è sul Cagliari. Io poi in copertina metto il focus Cagliari, che lui parla di Cagliari però sta pensando a Oilund, è inevitabile, almeno io sto facendo così, magari Conte non ci pensa, ma credo che Conte ci pensi. La prima giornata ha dato già delle indicazioni, è stata già indicativa, quindi sciorinando quelle che hanno vinto, eccetera eccetera, e Conte risponde che ci sarà da battagliare 6 o 7 8 squadre che sono attrezzate per lottare, bla bla bla, veramente bla bla bla, cioè facciamola in fretta questa cosa, perché c'è poco da dire. Ti può mai dire no, ho già capito quelli che nella prima giornata sono buoni o non sono buoni. Stadio sold out, ritroviamo il Cagliari dopo 3 mesi, eccetera eccetera, il connubi, i tifosi, la maglia sudata, 3 mesi, sì, ci ritroviamo con la stessa unità di intenti, il 12esimo e il 13esimo uomo in campo. Anche quando dice queste banalità, secondo me lo stesso Conte ci le deve dire, perché le deve dire, ma ci crede poco, cioè il 12esimo, 13esimo uomo in campo, vabbè. Pronti? Vai. Salve. Non perdiamo tempo. Sì. Ciao, miseria. Conte, buongiorno. Ma scordiamoci il passato, si menava l'umiltà, nel senso che non è che uno può rifarsi a quello che è successo l'anno scorso, bisogna lottare, battagliare, e lo abbiamo capito. Poi ovviamente visto che Baldari ha detto una domanda, e allora Giordano giustamente fa la battuta, faccio direttamente la seconda domanda, ricordandomi, Mi faccio la prima domanda, Mi fa la seconda domanda. che è uno dei miei film, un film chiave, se non l'avete visto andatevelo a recuperare, No grazie, il caffè mi rende nervoso, spettacolare. Insomma, i 2 gol per come sono arrivati, più i 2 legni, e questo è il percorso che ci può portare a fare più gol in campionato, cosa che lei aveva individuato come problematica l'anno scorso. L'anno scorso, l'avevo detto, ripete Conte, pochi gol nelle gambe proprio della rosa. Ha cominciato bene Scott, così come aveva finito, buon esordio di Kevin, dobbiamo migliorare in queste zone qua. Veramente poche risposte, vi devo dire la verità, poca roba. Gioca Meret, pure io faccio la seconda domanda. La prima. Gioca Meret o Milinkovic Savic? Chissà se la prima magari era più interessante. Ma Conte dice, è inutile che fate, perché tanto sul portiere dovrete aspettare il giorno della partita, loro però lo sanno chi deve giocare, e per me questo è un non problema. L'anno scorso forse era un problema, adesso siamo più strutturati col secondo portiere, quindi il dubbio non è dipanato. Io ne faccio solamente una questione di gerarchie, di spogliatoio, di rispetto di quanto fatto e anche di anzianità. Secondo me parte Meret se non succede qualcosa, e poi
si può dare spazio sicuramente per la Coppa Italia, Milinkovic-Savic, se succede qualcosina Milinkovic-Savic sta là lì pronto. Non credo che ci possa essere un'alternanza come però a volte alcuni, Motta lo ha fatto, Italiano lo ha fatto, con alcuni portieri non dico equivalenti, ma che insomma li utilizzano come se fossero giocatori di movimento con il turnover. Non lo so se Conte la pensa così, onestamente, lo scopriremo. Poi si chiede di Gutierrez a che livello sta, e il suo Reculi dice sì, è in fase di recupero. Io aspetto sempre, guardo il feeling del calciatore, adesso ha cominciato a lavorare anche con la palla, ovviamente non possiamo poi forzare, lui non vuole forzare, giustamente, e questo poi è un discorso che riguarderà anche Buongiorno. Integrare i nuovi arrivi, adesso c'è la sosta, questo poi è già pensato a come integrare quelli che saranno gli arrivi che arriveranno alla fine del mercato, come è successo l'anno scorso. E Conte dice una situazione normale, è successo proprio anche l'anno scorso e stiamo lavorando per come integrare proprio il nulla con il nulla. Il Cagliari, arriva un Cagliari con una squadra un po' più di palleggio rispetto all'anno scorso. L'anno scorso l'avete incontrato che era una squadra appagata. Conte ovviamente rifiuta la cosa, dice almeno mi sono sembrati appagati, mi aspetto quella giusta tensione positiva, eccetera eccetera. Va bene. E poi gli si chiede di Buongiorno e lui gli dice: ha fatto dei passi in avanti, lo vedo più sciolto in allenamento, devo valutare oggi chi merita di più di giocare, ma insomma presto, dice addirittura prestissimo, ce lo possiamo aspettare, e menziona anche la possibilità che non cominci dall'inizio ma che magari prenda confidenza col campo a partita iniziata. Quindi la mia idea di la speranza di vedere subito Buongiorno titolare come novità di formazione, credo che debba aspettare un pochino. Siamo al brink della sosta e quindi forse ha più senso saltare questa qua. C'è altre 2 settimane, perché saranno 2 settimane lunghe, quindi cerchiamo di fare ottimo risultato, perché altrimenti non ci siamo. Per quanto riguarda la questione Højlund, allora ieri io ho esultato per l'Here We Go di Elmas, che probabilmente viaggerà oggi, non lo so, non credo che si possa portare, perché almeno le visite mediche le avresti dovute fare oggi in giornata per poi portare alla firma, per poi portartelo in lista. Credo che non ci siano i tempi tecnici per Elmas, ma non fa niente, l'importante è che sia venuto, e l'importante è, insisto, che non si avveri la seconda mia profezia, cioè intuizione, cioè possibilità. Cioè io Elmas l'avevo detto, è un giocatore profilo che può interessare a Conte, perfetto per la sua duttilità. Poi avevo detto anche attenzione che Napoli potrebbe pensare: mi prendo il Jolly che può sostituire tutti a centrocampo, e poi il vice Lucca lo fa lo spazio, lo fa il falso 9 a seconda della situazione. Spero proprio che questo non avvenga e che si riesca a chiudere per Højlund, non Hjulmand. Hjulmand mi piacerebbe tantissimo, ma proprio assai, ma anche là parliamo di richieste di 60 milioni. Te lo dovevi andare a prendere da Lecce, quindi troppo tardi. Però io adesso controllo, perché stamattina mi sono svegliato con gli amici Bellini che dicevano oh che zumbare eccetera eccetera. Valerio Fluido quando guarda le conferenze si è dormuto ieri. Io non l'ho notato mentre stavamo in diretta a vedere le cose, non benissimo, dai. E tu poi sei anche vabbè, capita l'abbiocco evidentemente come lo Tito, e quindi il meme è che io quando guardo le conferenze sto così perché mi devo svegliare al mattino, e ci sta. È zompato Mourinho controllo varie cose, grosso intrigo di mercato, insomma ci fanno sapere che probabilmente si è inserito in Lipsia. Io adesso devo capire se in Lipsia gli abbiamo dato noi quei 2 spiccioli, no, con Elmas no, e in realtà è che è arrivato l'Here We Go, credo, insomma, parola finale del Tottenham, che aveva provato anche a prendere Nico Paz. Gli serviva un giocatore lì tra la tre quarti di grande fantasia, di grande estro, e vanno a prendere Xavi Simons. Quindi da lì probabilmente si sblocca una serie di possibilità che l'Ipsia ha di investire sul mercato, avendo perso Sesco e avendo poi perso Xavi Simons. Potrebbero in teoria permettersi di fare un colpo pesante. Io spero che siamo ampiamente tranquilli, perché ci abbiamo messo il pensiero onestamente. E Romano conferma che gli agenti di Højlund sono a Napoli da 2 giorni, non oggi solamente. Falso! Falsissimo!
Hanno fatto uscire il meme pesante su di me, è vero. Invece no, ho trovato la copertina, il modo di parlarne subito, Here we go, non possiamo aspettare. Per questo esistono gli short, esistono i mini social dove possiamo aggiornare le cose, non c'è problema. E c'è solo da capire una cosa: adesso, per come stiamo alle strette con i tempi, priorità assoluta a Højlund, e se poi non si riesce a fare Kwanlu, non si riesce a fare un altro centrocampista, io non cado dal pero. Semplicemente questo vi dico, nel senso che abbiamo visto, abbiamo seguito veramente minuto dopo minuto le evoluzioni delle trattative del Napoli, le cose che si potevano fare in base alle liste, non in base alle liste, quindi non sono contento che non arrivi un vice Anghissà strutturato che volevo dall'inizio del mercato, non sono contento se poi non arriva quel vice Di Lorenzo che cercavamo, anche futuribile, però mi rendo anche conto che fare tutto arrivato a questi tempi diventa difficile. Può esserci speriamo in un colpo di coda finale, nel senso che proprio nelle ultime ore, visto che la trattativa con Kwanlu è andata avanti tutta l'estate, là mi sento un po' beffato, ma magari un colpo di coda si può fare, altrimenti, visto che è un under, nel frattempo quello che avrebbe dovuto essere un vice Anghissà si fa di necessità el mas, si fa di umiltà virtù el mas, e dovete fidarvi che se lo chiami in causa e gli fai fare anche il centrocampista di rottura, lui lo fa. Poi potevano esserci situazioni migliori, certamente, e Mainu, e uno lo continua a guardare, Mainu comunque è di costruzione, non è un distruttore, uno con grande fantasia, così. Teniamoci la possibilità di sognare questi ultimi 2 o 3 giorni, ma pensiamo al Cagliari, per favore, che ha una serie di giocatori che solo per il nome fanno paura e fanno spavento, no? Il pararigore Caprile, il foloruscio selvaggio che si inserisce, Gaetano con grande fantasia, una foglia morta te la mette, eccetera eccetera, tutta una serie di ex pazzeschi, giocatori anche di una discreta qualità, ma noi siamo il Napoli e dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Non è tutto, ti sei dimenticato di parlare di Jolier, eccetera eccetera. Velocemente, per me era una non notizia, nel senso che ci può stare dopo 15 anni cambiare direzione. Decibel l'ha messa un po' polemica, nel senso io ho fatto di tutto ma poi non hanno voluto, è un conto. Poi se il Napoli annuncia le Golden Boys, quelle cose là, si annuncia Timo Suarez come speaker sostitutivo, succede un macello sui social che non so quanto importante possa essere. Alla fine Decibel Bellini ha rappresentato per molti, specialmente della nuova generazione, la voce del Napoli. A me può interessare fino a un certo punto, nel senso che per me, onestamente, intengo niente da vedere con nessuno, sono tutti cringe per me, a partire da Decibel fino ad arrivare a Jolier, sono tutti cringissimi, quindi non mi interessa. Per me era una non notizia finché poi non arriva il comunicato di Jolier che dice: non chiudo la cosa con il Napoli, non porto avanti la collaborazione perché avevo chiesto di lasciare Bellini nella situazione, loro hanno detto di no e quindi io per il fratello Bellini. Secondo me Jolier si è sentito un po' di shitstorm addosso e ha fatto un passo indietro. Considero per me che il Napoli non ha bisogno di Jolier per questa cosa, non è che non ti sposta, secondo me non ti sposta niente a livello di marketing, perché è sempre all'interno dell'Italia. Non credo nemmeno che Jolier abbia bisogno del Napoli, onestamente. Sì, magari una bella partita di Champions, Jolier fa il DJ set, ma ci mette i suoi ragazzi, quindi per Jolier era uno sfizio. Più che altro adesso il Napoli deve uscire allo scoperto e chiarire la situazione, quindi si è creato comunque un po' di polemica inutile in città, evitabile e che dà un po' fastidio. Per me era una non notizia, ma quando poi Jolier fa il comunicato diventa notizia. E quindi adesso il Napoli deve uscire allo scoperto e deve spiegare il perché. Lasciamoci meglio con i collaboratori, con quelli che hanno fatto parte della storia del Napoli. Una parola e fuga senza spiegare bene il perché. Perché poi escono le voci, dici che Decibel Bellini era un ciucis, che faceva uscire delle cose, parlava troppo dello spogliatoio. Non lo so, non lo posso sapere. Il fatto di non abitare a Napoli mi rende scevro. Non ho amicizie da mantenere, quindi parlarne bene o male a seconda di. Mi arrivano le notizie, quelle là tremende, dici il gossip totale. Ma ve lo ricordate il gossip su Di Lorenzo? L'avete sentito più? Quindi quando succede poi la cosa esce il gossip.
vero, non è vero, ma ci credi? Vabbè, state buone, torno da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. E ci aggiorniamo sul canale gaming, così vado a fare le mie cose, così già sapete come finirà e non avete problemi, non avete ansia.